Siamo con Enrico Mariotti per commentare questa sconfitta di Scandiano contro il Tiene. Forse la mancanza di motivazioni, oppure cos'è che è mancato a Scandiano per ottenere dei punti stasera? Ma no, più che la motivazione, all'inizio non siamo stati in grado di tenere il ritmo che ha imposto il Tiene. Abbiamo praticamente non subito eccessivamente, però sicuramente non abbiamo creato le nostre occasioni da gol, tranne negli ultimi 4-5 minuti del fine del primo tempo, quando eravamo già in svantaggio, subendo anche dei gol evitabili, e quello sicuramente è un fatto più di concentrazione, quello che ho detto ai ragazzi prima della partita, di non rilassarsi per il fatto che abbiamo raggiunto il playoff, ma entrare veramente cattivi, perché il Tiene è una di quelle squadre che può ancora raggiungere il playoff e sappiamo il valore del Tiene, quindi lì dobbiamo assumerci le responsabilità, e poi abbiamo fatto anche cose buone. Però come sempre sbagliamo un po' troppo davanti alla porta e non concretizziamo ciò che riusciamo a creare. Detto questo, guardiamo avanti e pensiamo già a lunedì a rientrare al lavoro per trovarci pronti già nel derby di Modena. Derby di Modena, ma anticipato che sarà comunque un grande banco di prova, perché comunque un derby è sempre un derby, e sempre in preparazione dei playoff, però si va partita per partita e a Modena si andrà per vincere. Ma sai, diciamo che il playoff non deve essere quella cosa che ora pensiamo al playoff, è dall'inizio dell'anno che ci pensiamo, ma soprattutto dobbiamo pensare che è in allenamento che troviamo quel miglioramento che ci permette di essere competitivi e di poter giocare un playoff con le nostre possibilità. Quindi è un percorso lungo e dobbiamo essere sicuramente maturare di più, essere più consapevoli di quello che facciamo in pista, e quindi negli atteggiamenti difensivi, in attacco, in qualsiasi situazione, nei contrasti, in tutto bisogna fare un passo in avanti e maturare. Siamo una squadra di ragazzi giovani, però bisogna anche accelerare questo processo che ci renderebbe sicuramente ancora più competitivi di quello che siamo. Modena sappiamo che è alla ricerca di quei punti indubbiamente della salvezza, ma che possono anche proiettarla vicino alla zona playoff, perché tra la quarta e la penultima ci sono 5 punti a memoria, se non sbaglio, quindi manca ancora un po' di partite. Sarà una partita difficilissima, loro ora hanno ritrovato una certa regolarità anche nei risultati. Vediamo stasera, le partite di stasera come vanno, però la dobbiamo affrontare come qualsiasi altra partita. In realtà non ci deve disturbare che sia un derby, mi disturba perdere a me. Grazie. Prego.